Domenica 23 marzo si sono svolte le finali FIPAV di Coppa Padova maschile e femminile. Nella palestra di Silvelle, la finale maschile vedeva contrapposte la S Solesino e il Villanova, vincitrice della Coppa lo scorso anno. Le squadre in campionato si erano già incontrate alternandosi nella vittoria. La partita si pronosticava quindi incerta, ma sul campo si è visto una S Solesino più solido in tutti i fondamentali, vincendo per 3-0 e lasciando nel terzo set solo 12 punti all'avversario. Innanzitutto devo fare i complimenti agli avversari perché sono venuti qua con una tenacia fortissima e ci hanno messo parecchio in difficoltà. Anche se in campionato avevamo vinto con loro all'andata, però purtroppo noi ci abbiamo messo anche del nostro per sbagliare, diciamo, dei punti fondamentali. Una partita che sapevamo che era difficile perché venivamo da due partite fatte sempre 3-2, persa loro, poi vinta 3-2 noi in casa, quindi era, diciamo, per noi l'attivavamo una finale. E in finale, diciamo, come una rivincita e quindi è stato, non ce l'aspettavamo di vincere 3-0. Il punto di forza nostro è stato un attimino probabilmente di aver avuto una buona ricezione e di riuscire ad alzare, poi a far attaccare gli attaccanti di punta della squadra, e siamo andati bene. Nel palazzetto di Tre Baseleghe si è giocata la finale di Coppa Padova femminile, una competizione dove conta la solidità della squadra. Basta una partita sbagliata e si viene eliminati. Le sorprese in questo torneo non sono mai mancate, con squadre che fanno bene nel proprio campionato, ma che a volte non riescono a conquistare la finale. Grazie anche agli innesti di giocatrici di esperienza, la solidità della pallavolo arcobaleno ha prevalso su un Codevigo che ha lottato con volontà, ma dove il divario tecnico ha determinato alla fine la sua sconfitta per 3-0. Sì, siamo un po' deluse dal risultato, però rispetto alle nostre aspettative è già tanto che siamo arrivati in finale. Abbiamo dato il massimo fino a qua, dobbiamo dimostrare ancora tanto e dobbiamo riconoscere all'avversario che merita di essere arrivato fin qua, di aver vinto. E noi pecchiamo un po' dal lato psicologico, dobbiamo ancora crescere, però insomma siamo già contenti di essere arrivati fino a qua. Penso che per noi essere arrivati in finale è un motivo d'orgoglio, anche perché siamo partiti con tante problematiche all'inizio, infortuni, abbiamo recuperato pian pianino, abbiamo iniziato a fare questa coppa e pian pianino abbiamo visto che la strada si faceva sempre più facile. Siamo arrivati alla fine e ci siamo creduti, abbiamo fatto una partita semifinale, abbiamo giocato benissimo. Sapevamo perché conosciamo le ali, le abbiamo anche in campionato, le conosciamo e hanno qualcosina in più e lo hanno dimostrato, per cui le ragazze non hanno niente da dire. Per me è come se avessimo vinto noi arrivare fino qui. Le ali si sono meritate la finale, assolutamente, bravissime loro, però bravissime anche le mie ragazze. Questa Coppa ovviamente ci ha reso molto felici e orgogliosi di un lavoro che è iniziato da agosto, ci ha portato in palestra anche durante le feste di Natale, ci siamo impegnati, abbiamo fatto un gruppo che si è consolidato partita per partita e ci ha portato a questo risultato. La squadra è una squadra comunque giovane, ci sono alcuni elementi di esperienza e il tutto condito insieme ci ha portato qui. Adesso continuiamo a lottare per un altro obiettivo. Credo che partite facili comunque non ce ne siano, soprattutto in finale, perché una finale comunque va giocata. Siamo stati molto bravi a affrontarla con la mentalità giusta, con la testa giusta e con l'attenzione giusta per come avevamo preparato questa partita. Abbiamo trovato delle altre fortissime squadre anche nei turni precedenti e siamo stati molto bravi a non mollare mai e a giocare ogni punto con grande determinazione. Ed è una cosa su cui lottiamo dall'inizio dell'anno e che un po' alla volta sta venendo fuori con molta soddisfazione. Allora, nel progetto questo è una pietra miliare, perché dopo 15 anni di attività finalmente il pallavolo arcobaleno riesce a portare a casa la Coppa Veneto, la Coppa Padova, scusate. Noi stiamo andando avanti, è un progetto lungo quello che stiamo facendo, nell'ambito del progetto Le Ali più ampio. Questo diciamo che
è un altro dei pezzettini che va a incastonarsi in tutto il progetto complessivo, quindi non è un risultato solo nostro, ma un risultato di struttura, di insieme che sta riuscendo. Adesso andiamo di corsa alla B1 a festeggiare con loro. Impegniamoci tutti a sostenere le squadre padovane che quest'anno ci stanno dando ricche soddisfazioni. In primis la Tonazzo Padova, già promossa in A1, ma aspettiamo notizie positive anche dalla B1 e B2 con le finali di Coppa Italia. Senza dimenticare in campionato le squadre in lotta per la promozione. Non mancate a questi importanti appuntamenti. But it's time for